Ci troviamo nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Padre Federico, alle nostre spalle, proprio qua c'è una botola. Che cos'è questa botola? Questa botola concede l'accesso a quelle che la tradizione vuole siano le famose catacombe di Santa Giustina. In realtà non sono catacombe, si tratta di un ipogeo, ovvero di una cappella sotterranea dove si possono vedere le tracce di alcuni sarcofagi sia di età pre-cristiana che di età cristiana. E possiamo andare a vedere? Assolutamente sì. Questo è un sarcofago in trachite, sicuramente di età pre-cristiana, interessante perché veramente sono due blocchi di trachite scolpiti, quindi anche il coperchio del sarcofago, come potete vedere, era un unico blocco di trachite. Qui viene deposto il corpo di San Prostocimo. Qua dentro insomma venivano sepolti i primi santi padovani. Beh, i primi vescovi, Prosdocimo, Massimo, Giuliano, Crispino e poi i primi santi martiri come Giustina e Daniele. Siamo allora, Padre Federico, nelle famose catacombe padovane. Sì, la gente pensa che siano come le catacombe di Roma, dei grandi cunicoli. Può darsi che in passato ci fossero e che ora sono stati murati. Quello che resta però è questo qui delle famose catacombe padovane. Uno spazio non visitabile. No, non è visitabile al pubblico, Quindi quindi... non c'è sicurezza sostanzialmente. Esattamente. Le ossa dei santi che fine hanno fatto? Ora si trovano in basilica. Tu che vivi sei in mezzo a tutti questi santi, no? Qualcuno ti è apparso nella notte in qualche sogno? No, te lo dico sinceramente no. Grazie Federico. Grazie a te. Buongiorno Mattino.